l'epoca di Radio DJ è stata per me un'epoca estremamente innovativa, perché è stata un concetto molto chiaro di identità e quindi di profilo che si era dato a quella radio, era comunque dedicata allo sviluppo di un target di riferimento molto preciso, molto chiaro, che era 18-21, quindi tu avevi impostato tutto il lavoro su quel tipo di target. Anche il linguaggio stesso è stato un linguaggio che ha anticipato certe tendenze, certe mode. Era un gruppo di lavoro coeso che non ho mai più trovato da nessun'altra parte nelle mie esperienze, un po' casuale però, perché in quell'epoca, parlo degli anni 90, all'inizio degli anni 90, fine anni 80, c'era anche la possibilità di sperimentare, rendersi conto nel tempo che se stavi sbagliando strada potevi tornare indietro, ma non era così catastrofico. Okay. La radio rispetto a quel periodo, che era molto più innovativa, ha permesso a noi che la facevamo nei vari modi ovviamente di poter imparare anche il percorso. Perciò siamo riusciti ad ottenere dei risultati, perché molto spesso non c'era ancora l'alternativa o la capacità di poter prendere delle misure su quel tipo di strategia.